Amici della Wii Sport, torniamo nel Lazio, più precisamente al Livo di Marco di Roma, per raccontarvi della sfida valevole per la 23esima giornata del campionato di eccellenza laziale. Il girone B metteva di fronte all'Ottavia la Virtus Nettuno Lido, gara che nel girone d'andata terminò per 5-1 in favore della formazione di mister Panicci. Ottavia reduce dal pareggio sul campo della Tor Sapienza, capolista del girone, che ha raccolto fin qui 35 punti lungo il suo cammino, gli stessi raccolti invece dai ragazzi della Virtus Nettuno Lido, che hanno trovato un'affermazione nell'ultima uscita per 4-1 contro il Grifone. A dirigere l'incontro il signor Michele Sgro della sezione di Albano Laziale, sui assistenti Lorenzo Cavuti di Roma 2 e Giulia Petrini di Rieti. Completo nerazzurro per i padroni di casa, maglia verde invece per gli ospiti e fischietto alla bocca per il direttore di gara. Possiamo partire. Prima occasione subito di marca locale con i ragazzi di mister Porcelli, che provano a insidiare la porta difesa da Coio Caru. Lo fanno al nono con Rocchi, che è abile a liberarsi al tiro con un doppio sombrero, calciando però debolmente verso la porta difesa dal numero 1 della Virtus Nettuno Lido. Comunque apprezzabile il gesto tecnico del numero 9 nerazzurro, che possiamo vedere grazie al nostro rallenti. Un giro di lancette più tardi, ancora Ottavia in avanti, corner dalla destra sul quale prova ad avventarvisi Marino. Termina però alto sulla trasversale il suo tentativo. Al quarto d'ora ci prova allora Cervini con un'ottima percussione che si conclude in nulla di fatto. Altra bella azione, questa volta portata avanti da Concitto, che troverebbe la testa di Rocchi, che gonfia la rete ma a gioco fermo per posizione di offside ravvisata dal secondo assistente del direttore di gara di Albano Laziale, che sembra una gran chiamata, quella dell'assistente del signor Sgro. Prosegue la partita senza grossi sussulti. Primo cambio al 34esimo, con Lucidi costretto ad abbandonare il campo per gli ospiti per infortunio. Al suo posto fa il suo ingresso in campo Trincia. Minuto 40, grande occasione per la Virtus Nettuno Lido. Calcio di punizione dal binario destro sul quale prova ad avventarvisi Loria. Gran parata di Placidi, Poltronetti, ancora Placidi in un doppio intervento plastico. Cala la saracinesca, si resta sullo 0-0 al Livo di Marco di Roma. Grande intervento del numero 1 dei locali. Ora Virtus Nettuno Lido che prova ora a uscire dal forcing dell'Ottavia. Non c'è più tempo però, infatti duplice fischio il direttore di gara e squadre negli spogliatoi sul parziale di Redi Bianche. Quando possiamo tornare, grazie alle immagini a cura di Ernesto Loiero, al film della ripresa che si apre dopo 3 di gioco, col primo cambio dell'Ottavia infatti ad abbandonare il campo per infortunio è il numero 11 nerazzurro Mezzetti. Al suo posto fa il suo ingresso sul rettangolo verde Luciani. Cambio anche tra le fila della Virtus Nettuno Lido, con Vantaggiano che va a rilevare Nardini. Partita sin qui priva di emozioni, dovremo attendere l'ora di gioco, quando un gran pallone calibrato dalla destra di Battaglia permetterà a Cornacchia di sbloccare il parziale. Siamo al minuto 58 infatti, gran mancino, palla sul secondo palo dove si avventa Cornacchia e con una precisa incornata va a eludere l'intervento di Coio Caru per il vantaggio dei ragazzi di mister Porcelli. Cambia il parziale al Livo di Marco di Roma, la rete di Cornacchia, il numero 3 nerazzurro appostato come un falco sul secondo palo regala il vantaggio ai locali, che ora ci hanno preso gusto. Gran pallone infatti in profondità all'indirizzo di Rocchi, che fa il suo ingresso in area, sterza atterrato, indica il dischetto, il fischietto di Albano Laziale. Calcio di rigore per l'Ottavia. Alla battuta lo stesso numero 9 nerazzurro a tu per tu con Coio Caru. Non si lascia ipnotizzare e regala il raddoppio ai ragazzi di mister Porcelli. Gioca ora sul velluto l'Ottavia, è un totale dominio al Livo di Marco di Roma. Prova allora a correre ai ripari dall'altro lato mister Panicci, con Pinotti che prende il posto di Mauro. Felici invece per l'Ottavia prende il posto di Petrini. Siamo al minuto 75, piove sul bagnato per la Virtus Nettuno Lido, già ammonito infatti il capitano Cirilli. Viene mandato anzitempo negli spogliatoi dal direttore di gara Sgro per questo intervento piuttosto ruvido ai danni del numero 9 nerazzurro Rocchi, che abbandonerà il campo 4 minuti più tardi. Al suo posto entra Leonardi, che ha subito, dopo appena un giro di orologio, l'occasione per triplicare per la formazione locale. Palla invitante da parte di Marino sul secondo palo, se lo divora il numero 20 nerazzurro. C'è anche un gran ripiegamento difensivo da parte di Dauria. Si rifarà ben presto però Leonardi, infatti azione sviluppata in ampiezza imbucata, che pesca proprio il numero 20 dell'Ottavia, tu per tu con Coio Caro. 3-0 anche Leonardi nel tabellino dei marcatori. Cala il tris ora la formazione di mister Porcelli. Ancora cambi invece per mister Panicci.
con Catania che va a rilevare sul rettangolo verde Loria, timida reazione degli ospiti nel finale con l'imbucata a favore di Vantaggiato, costretto all'atterramento il capitano e numero 5 nerazzurro Moauro, mandato anch'esso anzitempo negli spogliatoi dal direttore di gara e costretto a saltare la prossima sfida all'occasione allora all'86esimo di rendere la sconfitta meno amara. La Virtus Nettuno Lido non se lo farà ripetere 2 volte Porcari con questo preciso destro che aggira la barriera e batte Placidi per il definitivo 3-1, gran rete del numero 10 della Virtus Nettuno Lido, sul quale nulla può l'estremo difensore dell'Ottavia. Nel finale ancora un'occasione però per la formazione nerazzurra con Leonardi che si libera bene sul binario mancino, palla sul secondo palo all'indirizzo di Polito, il cui destro però termina a fondo campo. 90+2 scampoli di gara anche per Giustini che prende il posto di Cervini in campo. Non accade molto altro nei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Sgro, triplice fischio e game over all'Ivo di Marco di Roma. Ottavia e Virtus Nettuno Lido è già storia e termina per 3-1 in favore dei nerazzurri che salgono così a quota 38 punti in classifica. Un saluto allora da Claudio Costanzo e da tutta la Wii Sport che come al solito vi rimanda al prossimo servizio.